Ultima, ma forse non ultima, per l'Under 14 dell'Athletic Club Palermo, che in questo momento sta entrando in campo insieme al Città di Carini per disputare l'ultima partita del campionato Under 14 regionale. Ultima, ma non ultima, perché l'Athletic Club Palermo oggi si gioca una concreta possibilità di rientrare in griglia playoff. A me non resta nient'altro che dirvi dunque, amici sportivi, benvenuti e bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Oggi, come già detto, gioca l'Under 14 regionale. Oggi gioca l'Athletic Club Palermo contro il Città di Carini. Ci siamo appena goduti l'ingresso delle due squadre in campo, approfittiamo dei convenevoli prima dell'inizio della partita per leggere innanzitutto gli uomini a disposizione dell'Athletic Club Palermo. Troviamo col numero 1 Francesco Consolo, col numero 2 Mauro Mercadante, col numero 3 Gabriele Falsetti, col numero 4 Giordano Mereu, col numero 5 Marco Messina, col numero 6 Mirko Ferraro, col numero 7 Jacopo Pio Junco, col numero 8 Mattias De Simone, col numero 9 Cristian Bellavia, col numero 10 Giorgio Parlavecchio e col numero 11 Andrea Caminita. A disposizione col numero 13 Michele Biundo, col 14 Matteo Ulizzi, col 15 Marco Bertucci, col 16 Giulio Parlavecchio, col 17 Giuseppe Comella, col 18 Salvatore Iraci, col 19 Davide Liga e col 20 Giovanni Mangano. Leggiamo nel frattempo velocemente gli uomini a disposizione del Città di Carini. Troviamo col numero 1 Alario, col 23 Di Maggio, col 22 Marino, col 4 Picone, col 15 Di Fiore, col 24 Bua, col 21 Ingargiola, con l'8 Purpura, col 77 Alfano, col 25 Raimondi e con l'11 Prestigiacomo. A disposizione col 18 Giudice, con il 17 Ciaramitaro e col 16 Di Lorenzo. Quasi tutto pronto per cominciare al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. L'arbitro fischia adesso l'inizio della gara. Si può dunque cominciare il match tra Athletic Club Palermo e Città di Carini. Subito un primo tentativo da parte della squadra ospite. Pallone che esce fuori. Subito un calcio d'angolo per l'Athletic Club Palermo, che batte il corner, pallone che spiove in aria, cercato il tiro, pallone che poi viene allontanato. Ultimo tocco per l'Athletic, secondo il direttore di gara. Si ripartirà dunque da una rimessa dal fondo. Prova a ripartire il Città di Carini. Subito pressa alto l'Athletic ad infastidire la manovra della squadra ospite, subito farsi vedere molto aggressivo, molto determinato. Rimessa laterale battuta. Pallone lanciato lungo, però impreciso. Palla che esce fuori. Si riparte da una rimessa laterale nero-rosa. Pallone lungo. Altra rimessa per l'Athletic, palla lanciata lunga. Cercata l'imbucata. Carini che prova a ripartire, poi il recupero palla da parte di Caminita. Mette il pallone in mezzo per i suoi, cercato il tiro dalla distanza da parte del numero 8 De Simone. Poi ancora pallone tra i piedi di De Simone che lo scarica sulla corsia di destra. Palla nella zona della bandierina. Poi punizione in favore dell'Athletic. Inizia a soffiare un vento un po' fortino al velodromo Paolo Borsellino.
Pallone che poi viene battuto in rimessa laterale, però poco male. L'Athletic recupera subito il pallone, cerca subito il tiro dalla distanza che costringe Alario a smanacciare in calcio d'angolo. Ci aveva provato nuovamente, se non sbaglio, De Simone, sempre lontano dall'area. Secondo corner nel giro di 3 minuti dunque per l'Athletic. Corner battuto, pallone spizzato di testa. Troppo alto però non inquadra lo specchio della porta. Messa dal fondo battuta velocemente. Pallone recuperato da Caminita che legge bene e subito si presenta alla corte di Alario. Pallone che però viene allungato un po' troppo. Supera la linea di fondo, sarà dunque rimessa. Però grande grinta da parte dell'Athletic dai primissimi minuti di gioco. Ancora un altro pallone intercettato da Caminita, palla messa in mezzo, grande occasione, non riesce però nel controllo il numero 7 Junco. Pallone ancora in possesso dell'Athletic che si fa strada tra le maglie del Carini, poi pallone scaricato sulla corsia di sinistra. Arriva in soccorso Falsetti, pallone che poi viene scaricato all'indietro verso Ferraro. Pallone interessante per vie centrali. Cerca il filtrante De Simone, pallone però un po' troppo lungo. E termina sul fondo. Messa dal fondo subito battuta e subito in pressione l'Athletic. Pallone sul limite della linea, poi ultimo tocco per il Carini secondo il direttore di gara, difficile dedurlo da questa prospettiva. Ferma tutto nuovamente poi il direttore di gara. Punizione a praticamente pochissimi metri dall'area. Sul punto di battuta si propone subito De Simone. Si prepara a calciare. 3 uomini in barriera nel frattempo. Per il Carini. Punizione battuta, pallone che va dritto verso Alario che però con sicurezza in 2 tempi lo ferma. Rinvio lungo. Subito pericolo, va in pressione il Carini però, pallone che finisce tra i piedi di Consolo che con tranquillità si appoggia ai compagni. Pallone tra i piedi di Ferraro. Prova a proporlo in avanti per i compagni, pallone intercettato dal Carini che prova a rispondere. Va in copertura Messina che ci mette il fisico, riesce a tenere il pallone dentro, palla che però rimane ancora dentro il campo, ma ancora una volta Messina ci mette il fisico e poi si appoggia al compagno. Avanza ora Mereu, palla al piede, lancio lungo a cercare i compagni proposti in avanti e poi in tuffo Alario, raccoglie il pallone, subito prova a servire i compagni per favorire la ripartenza veloce. Pallone adesso sulla corsia di destra, si ricompatta l'Athletic. Lancio lungo, buona lettura da parte di Ferraro che allontana. Pallone proposto nuovamente in avanti e poi lotta per conquistare il pallone, ci riesce il numero 7 Junco che subito sblocca la partita. 1-0 per l'Athletic. Gioco che riprende con il risultato di 1-0 al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. A sbloccarla il numero 7 Jacopo Pio Junco. Lancio lungo da parte del Carini, subito intercettato di testa da Ferraro.
ancora Ferraro che prova a proporre il pallone sulla corsia di sinistra, non riesce a controllarlo Parlavecchio, che però prova a rimediare all'errore correndo sul pallone. Palla recuperata da Ferraro, però pallone allungato un po' troppo, prova a metterci il corpo anche Messina. Pallone che poi viene allontanato, favorendo la ripartenza dell'Athletic, che lancia nuovamente lungo. Pallone però troppo lungo, facile tra le braccia di Alario, si limita a calarsi e raccoglierlo. Rinvio lungo, intercettato di testa da Mereu. Palla che però esce fuori, ultimo tocco Athletic, sarà rimessa laterale per il Carini. Rimessa laterale battuta, pallone proposto in avanti, poi allontanato dalla difesa nero-rosa. Prova a costruire sulla corsia di sinistra l'Athletic, Parlavecchio, Caminita, scusate, scambia con Parlavecchio. Ancora palla tra i piedi di Caminita, che va per vie centrali, poi cercato il tiro, deviato da uno dei difensori del Carini, poi pallone che finisce tra le braccia di Alario, che può ripartire. Rinvio lungo, intercettato dal solito Mereu, che sta leggendo molto bene i lanci lunghi di Alario. Altro rinvio lungo. Pallone sulla corsia di destra, poi messo fuori. Ultimo tocco. Ultimo tocco dell'Athletic, secondo il direttore di gara, sembrava abbastanza evidente il fatto, cioè ultimo tocco del Carini, intendevo dire. Per il direttore di gara sembrava abbastanza evidente l'ultimo tocco dell'Athletic, però questa è la decisione del direttore di gara. Nel frattempo gioco che prosegue, pallone tra i piedi del Carini che adesso prova a costruire e rispondere. Carini attualmente in classifica in zona play-out, che vuole certamente garantirsi il miglior piazzamento possibile per disputare la maniera più favorevole possibile i play-out di contro Athletic Club Palermo, che spera nell'impresa per portarsi a quota 40 punti, in modo tale da sperare che l'Academy Corona perda l'ultima giornata e rimanga ferma a 39 punti, in modo da scavalcarla in classifica e rientrare in griglia playoff. Nel frattempo pallone in possesso del Carini, prova a costruire sulla corsia di destra, buona lettura da parte della difesa dell'Athletic che allontana, poi palla tra i piedi di Caminita che scarica su Parlavecchio, che lotta per difendere il pallone che poi viene recuperato dal Carini, che prova a cambiare tutto sulla corsia di sinistra, poi va per vie centrali, va in pressione Mereu, ancora Mereu, e poi palla che esce fuori. Rimessa laterale battuta, Athletic che va in pressione, pallone recuperato dai nerorosa che decidono di ritornare da Consolo. Lancio lungo che va a cercare e trovare Parlavecchio, che adesso scatta palla al piede per vie centrali, cercato il filtrante, è trovato anche, stavolta però non riesce. Numero 7 Junco, che per un attimo rimane a terra e ci rimane tuttora. Gioco momentaneamente fermo. Avrebbe voluto forse qualcosina in più il numero 7 Jacopo Pio Junco.
Gioco che riprende, arbitro che restituisce il pallone all'Athletic, che riparte dalle retrovie. Pallone tra i piedi di Parlavecchio, che scarica su Caminita. Pallone tra i piedi di Falsetti, ancora Caminita, che prova a farsi strada, prova a calciare, pallone deviato, palla che resta lì in due tempi, rischiando un pochettino. Alario riesce a raccogliere il pallone, poi scarica velocemente, va subito in pressione Caminita, pallone allontanato alla bene e meglio dalla difesa del Carini. Soffre la squadra ospite, attacca incessantemente l'Athletic. Nel frattempo Caminita prova a farsi spazio, poi pallone spedito in calcio d'angolo. Gara di grande intensità finora. Chiamato lo schema, battuto il corner, pallone che resta in aria, cercato il tiro, pallone che resta ancora lì e poi cercato il tiro, troppo alto però. Palla che dunque termina sul fondo, va a recuperarla Lario con una certa fretta, consapevole del fatto che la sua squadra non può perdere secondi preziosi, nonostante ci troviamo ancora neanche al 15° minuto di gioco. Lancio lungo intercettato di testa da Messina, palla che esce fuori, sarà rimessa Athletic. Rimessa laterale battuta. Cercato il lancio lungo, trovata solo la difesa del Carini, che risponde a sua volta con un altro lancio lungo, provando a cogliere di sorpresa l'Athletic, che però si fa trovare molto attento. Già ha recuperato il pallone tra i piedi di Falsetti, che ritorna da Consolo. Vento che inizia a soffiare sempre di più qui al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Sicuramente non rende facile la gestione del pallone. Lancio lungo, sempre sulla corsia di destra. Prova a ritagliarsi spazio Bellavia. Direttore di gara che però ferma tutto. Si riparte da una punizione per l'Athletic a praticamente forse meno di 1 metro dall'area. Due uomini sul punto di battuta. Barriera del Carini stavolta composta da 4 persone. L'arbitro dà il via, pallone che viene scodellato in mezzo, non riesce a trattenere il pallone. Estremo difensore del Carini Alario, palla che resta ancora lì e poi viene allontanata, provando a favorire la ripartenza del Carini. Alto e grande rischio per l'Athletic, era molto alto Consolo, aveva provato a lanciare in avanti il pallone. Altra palla interessante però subito per l'Athletic, che cerca il tiro e trova il gol. Invece no, errore di prospettiva, sembrava dentro. E invece palla che finisce di poco fuori, che non inquadra lo specchio della porta. La prospettiva aveva ingannato, risultato che rimane dunque sull'1-0. Ottima però giocata da parte del numero 11 Caminita. Nel frattempo cercato l'attacco da parte del Carini, che prova subito a rispondere.
Palla che resta ancora lì, prova a fare muro la difesa nero-rosa, poi cercato il tiro che però trova solo l'oltrepassare della linea di fondo, sarà rimessa. Batte corto Consolo, avanza palla al piede l'Athletic, recupera un interessante pallone il Carini, poi palla allontanata dalla difesa dell'Athletic, ma attenzione, ancora un attacco da parte della squadra ospite. Adesso prova a costruire sulla corsia di destra, pallone allontanato fuori dal campo di gioco dal numero 3 Falsetti, rimessa laterale subito battuta, palla che viene recuperata dall'Athletic che prova a ripartire, ferma tutto il direttore di gara, fallo commesso ai danni di Caminita. Batte all'indietro Ferraro a cercare Consolo che con calma gestisce il pallone con i piedi e poi rinvia lungo a cercare i compagni proposti in avanti. Palla tra i piedi di Caminita che scarica sulla corsia di destra. Tutto regolare secondo il direttore di gara, rimane a terra quello che credo sia il numero 7 Junco. Si riparte da una punizione per l'Athletic nonostante il direttore di gara non avesse fischiato prima il fallo. Infatti sorgono queste proteste proprio dalla panchina del Carini. Pallone che viene sventagliato subito in aria, non riesce ancora una volta nel controllo Alario. Palla che poi viene abbracciata dall'estremo difensore. Lancio lungo sulla corsia di sinistra per il Carini che continua ad avanzare, riesce a recuperare il pallone l'Athletic, ci mette il fisico Messina che recupera il pallone e poi va a servire Mereu che scatta palla al piede, ancora Mereu che prova addirittura la conclusione verso la porta. Pallone però impreciso e anche a tratti forse troppo debole, supera la linea di fondo, si ripartirà da una rimessa dal fondo. Rimessa battuta, lancio lungo intercettato, palla tra i piedi di Caminita che scarica all'indietro verso Falsetti, ancora Falsetti che mantiene il pallone in gioco, poi palla che esce fuori. Ultimo tocco del Carini che restituisce il pallone. Invece no, alcune indecisioni da parte del direttore di gara in questo match. Fatto sta che pallone che finisce nuovamente tra i piedi dell'Athletic che ritorna indietro da Consolo. Palla di Falsetti che torna nuovamente dal suo estremo difensore. Palla tra i piedi di Parlavecchio che prova ad accentrarsi, poi cerca di servire i compagni, pallone che sbatte su una delle maglie del Carini che prova a costruire sulla corsia di destra. Pallone interessante, va troppo vigorosamente De Simone a proteggere il pallone.
Punizione per il Carini. Qualche piccolissima scintilla in campo. Nulla che però fortunatamente superi la più banale scaramuccia. Si prepara nel frattempo il Carini a battere la punizione. Punizione battuta, a cercare direttamente la porta. Pallone accolto in due tempi da Consolo. Palla ancora a tre piedi di Consolo, che scarica verso Ferraro. Lancio lungo di Ferraro a cercare i compagni proposti in avanti. Riesce ad arrivarci Caminita, che prova ad accentrarsi. Fa muro il numero 15 di Fiore, poi il pallone è spedito lontano, ma ferma tutto il direttore di gara. Si ripartirà da una punizione in favore del Carini. Punizione battuta lunga. Pallone pericoloso. Difende col fisico però Ferraro, che mette fuori. Rimessa laterale battuta. Palla recuperata poi da Parlavecchio che allontana. Controlla il numero 9 Bellavia. E poi scarica in mezzo. Non riesce però ad arrivarci perfettamente De Simone. Pallone che resta ancora lì. Prova a farsi strada il Carini. Pallone allontanato proprio da De Simone, ma ancora possesso Carini, che prova a farsi strada tra ben tre maglie nero-rosa, poi ferma tutto il direttore di gara. Punizione. Punizione battuta, ancora una volta a cercare la porta, ma conclusione fin troppo alta, che manca lo specchio della porta. Nessun pericolo per Consolo. Si riparte dunque da una rimessa dal fondo. Nel frattempo si arriva quasi al 27° minuto di gioco al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. 1-0 il risultato in favore della squadra nero-rosa, che attualmente si trova a quota 40 punti in classifica. Qualora l'Academy Corona dovesse perdere il match di oggi, comunque di questa giornata calcistica, avrebbe la possibilità l'Athletic Club Palermo di scavalcare in classifica, di rientrare in griglia playoff. In caso contrario il campionato dei nero-rosa finirebbe oggi già matematicamente ampiamente salvi. Rimessa laterale battuta, pallone interessante tra i piedi di Junco, che prova a servire
Caminita in mezzo, lotta ancora sul pallone Junco, poi tutto regolare secondo il direttore di gara, prova a ripartire il Carini, si ricompatta dietro nel frattempo la squadra nero-rosa, pallone che avanza sulla corsia di sinistra, riesce ad intervenire l'Athletic a recuperare il pallone. Pallone che però non riesce a essere mantenuto in gioco, sarà dunque rimessa laterale per il Carini. Rimessa laterale battuta, pallone poi recuperato da De Simone. Non riesce nel controllo Caminita, poi ferma tutto il direttore di gara. Punizione per il Carini. Rimane a terra uno dei giocatori del Carini. Ha richiesto l'intervento dalla panchina. Gioco momentaneamente fermo. Si prepara un cambio nel frattempo per il Carini. Si prepara ad entrare il numero 18 Roberto Giudice. Sostituzione effettuata e gioco che può dunque riprendere. Punizione battuta lunga. Pallone intercettato da Ferraro che lo spedisce in avanti verso Bellavia, che controlla il pallone e a sua volta prova a servire lungo De Simone, che però non riesce ad arrivare sul pallone prima della difesa del Carini. Ritorna da Alario e poi prova a ripartire sulla corsia di destra. Pallone recuperato da Falsetti. Non tarda però il Carini a riconquistare il possesso del pallone. Intercetta bene Messina. Poi ferma tutto il direttore di gara. Fallo di mano. Si indica il braccio del direttore di gara. Di conseguenza fallo di mano per il Carini. Errore di incomprensione, poi cercato il tiro e per un soffio non trovato il gol. Grandissima occasione per il Carini. Una piccola incomprensione tra Ferraro e Messina poteva costare veramente caro all'Athletic. Si appresta a rinviare lungo con i piedi di Consolo, poi cercato il tiro dalla distanza, ancora una volta Consolo costretto a intervenire. Pallone spedito in calcio d'angolo, un attimo di annebbiamento per l'Athletic che finora sembrava avere le redini della partita. Carini però ha dimostrato di esserci ancora, di avere le qualità per mettere quantomeno in difficoltà l'Athletic. Sicuramente sarà determinato a mettere in parità i giochi il prima possibile. Athletic che in questi ultimi minuti del primo tempo sembra stare a soffrire
Pallone interessante sulla corsia di destra proprio per la squadra nero-rosa. Palla tra i piedi di Junco, tutto regolare secondo il direttore di gara. Palla che esce fuori. Ultimo tocco del Carini, sarà rimessa Athletic. Rimessa laterale battuta, pallone che rimane sulla zona della bandierina. Protegge l'Athletic per guadagnare forse qualche secondo. Palla che esce nuovamente fuori, ancora ultimo tocco del Carini. Rimessa laterale battuta a cercare direttamente i compagni in area. Pallone che resta ancora in quella zona di campo. Athletic che prova a farsi strada per cercare la via della porta. Poi pallone strappato via. Via la ripartenza per il Carini sulla corsia di sinistra. Neutralizzata però dall'attento Messina. Attenzione, ancora possesso Carini. Pallone che va sulla corsia di destra, manca ormai pochissimo al 35esimo, staremo ora a vedere quanti saranno i minuti di recupero, se ci saranno, da parte del direttore di gara. Pallone per Bellavia, prova a farsi strada, cerca in qualche modo di servire Caminita, palla che poi va a sbattere sulla difesa del Carini. Pallone recuperato sempre da Caminita, che prova a farsi strada per vie centrali, poi scarica verso De Simone che avanza palla al piede. Palla interessante, intercettata poi dalla difesa della squadra ospite. Va in pressione l'Athletic. Ferma tutto il direttore di gara. Si rialza il numero 15 del Carini Di Fiore. Si ripartirà da una punizione proprio per la squadra ospite. Punizione battuta, pallone sulla corsia di destra. Palla che supera la linea che delimita il campo, sarà rimessa laterale. Ci si avvicina alla conclusione anche del secondo minuto di recupero. Rimessa laterale battuta, palla che esce nuovamente fuori. Ultimo tocco dell'Athletic, sarà rimessa Carini. Altra rimessa battuta, pallone che esce fuori. Stavolta ultimo tocco del Carini. Battuta la rimessa laterale. Ferma tutto il direttore di gara. Punizione per il Carini. Ci si avvicina anche al terzo minuto di recupero. Punizione battuta a cercare direttamente i compagni in area, poi ribattuta lontano. Palla interessante per l'Athletic. Poi arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara. Si chiude con il risultato di 1-0
la prima metà di gara di Athletic Club Palermo contro Città di Carini, valida per il campionato Under 14 regionale. Apertura per Guadalupo, che adesso gioca con Osvaldo sulla stessa banda. Guadalupo però prende dentro, ancora Guadalupo, inseguito, va a calciare Guadalupo, palla fuori, il tiro è del Camarat con Guadalupo. C'è il calcio di punizione allora per il Partinico Audace sulla palla Giulio Sanseverino. Fischia l'arbitro, parte Sanseverino, rasoterra insidioso, Dolenti la deve bloccare sulla zampata di Mistretta. Osvaldo con la giocata, prova a passare ancora, vince un altro rimpallo, poi va giù con Alfano, si gioca, Raimondi, attenzione, confusione, mano di Pisciotta, poi Pierce con la conclusione fuori, che duella con Di Mercurio, Pisciotta dalla sua zolla, Pisciotta passa in mezzo a due, ancora Pisciotta col dribbling al tiro, Polizzi respinge, poi Guadalupo ad alimentare l'azione, costretto a portare la palla fuori. Trifilò al limite, palla ancora dall'altra parte, da destra a sinistra su Mendes, Mendes per Mistretta, liberato Mistretta contro Baio, va a calciare, palla fuori, andrà a rinvio presumibilmente per mandare la sfida ai supplementari. Direttore di gara che mette il fischietto in bocca, puntuale anche questa volta, pone fine alla partita, si gioca per altri 30 minuti al Vito Di Marco, non ci fermiamo mai. Ora si può andare con la rimessa in zona d'attacco per il Partinico Audace con Duli di testa Baio, poi Alfano al limite, Caronia, girata alta, altissima, deve salvarla dal fallo laterale, Guadalupo, aggancio clamoroso di Romana, palla verso l'area, Pierce di testa, Polizzi la blocca lì. La rimessa in avanti, colpo di testa proprio di Martignetti che rimedia al suo errore, poi Pierce commette fallo, giallo per Pierce che era già ammonito e dunque termina in 10 il Camarat, rosso per Pierce. Va l'albanese, palla che rimane lì, colpo di testa, poi Alfano, calcia altissimo sopra la traversa, controlla, c'è Guadalupo che si propone, la palla è per lui, Guadalupo con Pereira, Guadalupo col dribbling, Guadalupo, calcia, alto, Guadalupo verso Pereira che fa sponda, attenzione Marchica davanti a Polizzi, Marchica, il Camarat è ai playoff nazionali di eccellenza, Marchica 1-0, pallone giocato in avanti, la Vardera in aria, cerca la giocata, poi Macaluso fermato da Di Romana, ma non c'è più tempo, la scalata dei Montanari è finita ed è arrivata alla cima più bella, Camarat 1, Partinico Audace 0, i Montanari sono ai playoff nazionali. Scattano i playoff nel girone A di promozione siciliana e l'Aragona, una settimana dopo la beffa contro l'Alcamo, si ritrova ad affrontare il Gemini, che da quinta della classe ha bisogno di un'impresa per provare a proseguire la corsa che varrebbe un posto in eccellenza. Si comincia con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano con il primo tentativo per i padroni di casa da questo calcio d'angolo, il colpo di testa, la palla che sorvola la traversa, poi un erroraccio da parte della difesa dell'Aragona, spalanca la porta a Lucera, il quale sbatte sull'estremo difensore di casa. Poi sul proseguo dell'azione c'è un fallo su Colle, il direttore di gara ravvisa gli estremi per un calcio di punizione, battuto ancora dall'ex giocatore di Palermo e Don Carlo Misilmeri, la palla che sbatte sulla barriera. Poi è Genova che lavora bene questo pallone per una conclusione con la sfera che sorvola ancora una volta la traversa, poi si scatena a sinistra Ansumana Colley che ubriaca gli avversari, cross al centro e non poteva che essere Giorgio Stassi, Re Giorgio, con il suo colpo di testa da pochi passi a sbloccare il risultato ed esultare davanti ai tifosi delle Gemini
poi ancora Stassi che avvia l'azione con questo esterno delizioso a innescare la corsa di Raimondo Lucera, il quale poi scarica indietro ancora per Stassi che prova a liberarsi per la conclusione di destro, conclusione che arriva, viene bloccata in due tempi dall'estremo difensore dell'Aragona. Aragona che prova a reagire ancora sulle sponde, sulla spinta di Genova, il quale arma i piedi dei compagni ancora una volta, questa volta Piraneo si viene neutralizzato da De Miere con la sua conclusione. In avvio di secondo tempo questa nuova opportunità da calcio piazzato per il Gemini, poi è bravo a districarsi e a respingere De Miere sul primo tentativo della ripresa da parte dell'Aragona, che qui protesta per il contatto tra Antona e Genova. Per il direttore di gara non c'è nulla se non calcio d'angolo, insiste ancora la squadra di mister Giordano, colpo di testa, miracolo di De Miere, e poi Piraneo non riesce con il tapin da pochi passi. Allora il Gemini, una volta hanno usato il pericolo, torna a giocare ancora una volta sulla scia e sulla spinta di un super Raimondo Lucera, che qui forse pecca di egoismo. Il portiere dell'Aragona salva la sua squadra, poi ancora una volta Ansumana Colley approfitta di un errore della difesa dell'Aragona, ci vuole l'intervento ancora una volta del portiere di casa a sventare la minaccia, poi bella azione, Lucera, velo di Stassi, conclusione di Colley, altra parata, Gemini che dà l'impressione di poter chiudere la partita da un momento all'altro, però torna a farsi pericoloso l'Aragona con questa conclusione che si perde fuori, ma poi all'improvviso il miracolo, il gesto tecnico stupendo, la parabola vincente, ancora Re Giorgio Stassi per il gol dello 0-2 che ammutolisce il Totorusso e che di fatto porta il Gemini alla finale playoff del girone A di promozione contro il Valderice, che a sua volta ha espugnato il campo del Marineo nel finale. Un paio di opportunità importanti anche per Perrone, la prima con la palla che viene respinta dal Legno, poi il cost to cost del numero 14 che poi si presenta Tupertu col portiere, riesce anche a dribblarlo ma non riesce a calciare e a tentare la sorte per l'eventuale 0-3, ma può bastare così al Gemini, che mette a segno l'impresa, elimina l'Aragona, Aragona che 2 settimane fa aveva vinto il campionato e che invece si ritrova fuori dalla corsa. Da Sportisire è tutto, alla prossima. Inizia la sfida tra mister del Palermo e Cetraro, subito con Di Liberto che allontana immediatamente la sfera di andata. Cetraro che nel proprio girone intanto Muro calcia ed ecco la prima vera occasione e anche, mi permetto di dire, la prima paratissima in particolar modo. La Torre per la conclusione di Di Maria, Gervasi che la roba, Gervasi e poi la tocca Fuentes su Di Maria, non l'ho capito molto bene. Pressione alta, dribbling di Muro, magia di Muro che nasconde il pallone e passa. Muro con la punta! E qui se l'è divorato totalmente, ma la giocata di Muro secondo me rimane. Adesso chiama pure il cambio perché rientra Thomas La Barbera. Montirosso guarda Di Maria dritto negli occhi, palla dall'altro lato, Ramundo, c'è Gervasi, non lo segue, si va da Rovito, contrasto con Mendola, bello qui l'anticipo da parte di La Barbera, ma Gervasi, Monterosso di prima pagiola, Gervasi, la traversa, occasionissima, adesso è questa l'occasione più importante, fa Muro, destro-sinistro, sceglie l'interno, Muro deve calciare, Rovito, lo va a prendere, lo aggancia, Rovito, una deviazione di Fuentes, mette fuori il gioco, fuori Di Liberto, vantaggio Cetraro, 0-1. Marchesano che va subito lungo da Monterosso, non riesce a prendere La Barbera e poi Cafuori batte Di Liberto e 0-2 l'esultanza del 9. Ancora una volta Roletta, poi Muro intercetta, si autolancia, Muro, le vede qua, Muro! Eccolo finalmente! Muro! Tiene lì con Paciola, poi la Torre va sul destro, lo salta, la Torre ancora, Marchesano! Qui lo rifanno, la palla passa del Marchesano, si aiuta con il petto, gran aggancio, Marchesano, secondo palo Gervasi! E questa è un'uscita impressionante del calcio a 5, perfetta, con l'esultanza anche di Gervasi. Chiama il pallone, la controlla Di Liberto! Marchesano si appoggia da Muro, c'è lo scatto del 7, viene visto da Muro, gran palla, grande aggancio, Orlando! E questo è un gol bellissimo! Che palla di Muro! Mamma mia che palla!
Maria, ancora lo abbatte Cafure, Orlando, poi riconosciuto ancora Fide, riconosciuto! Fa 2-4, ha messo a sedere praticamente tutti. E poi Scivota regala a Di Maria, è un 3 contro 1, Fuentes allarga ancora per Di Maria! Di Maria! Spaccata! Crea una delle sue azioni, la torre 1-2, la Barbera non arriva! E non c'è nulla per Italiana, Marchesano, poi il taglio di Liberto, cerca la porta, la promessa, poi detta la torre di testa, 4-4, Sanchez cerca pure lui il tiro, e uno come Di Liberto lo deve provare sempre perché non ha segnato, però il gol di La Torre è arrivato proprio sul suo rilancio. Nel frattempo finisce anche la partita 4-4 e adesso testa alla sfida di ritorno che porterà una sola di queste due squadre in finale. Quasi tutto pronto per ricominciare al velodromo Paolo Borsellino di Palermo, 1-0 il risultato alla chiusura del primo tempo di Athletic Club Palermo Città di Carini. Ora due squadre che sono tornate in campo, si aspetta il ritorno anche da parte del direttore di gara, dopodiché si potrà iniziare questo secondo tempo di Athletic Club Palermo Città di Carini, ricordiamo valido per il campionato Under 14 regionale. Direttore di gara che torna in campo, quasi tutto pronto per cominciare dunque. Inizia adesso il secondo tempo di Athletic Club Palermo Città di Carini. Vedo un primo possesso da parte della squadra ospita. Si va a vedere altrettanto aggressiva come nel primo tempo la squadra di casa, che subito va ad infastidire e a guadagnarsi una rimessa laterale. Rimessa battuta lunga, prova a farsi strada bella via, tutto regolare secondo il direttore di gara, pallone che però poi esce fuori e sarà dunque rimessa per l'Athletic. Battuta la rimessa laterale.
Pallone all'indietro dalle parti di Messina. Va in pressione il Carini. Scarica verso Mercadante. Messina. Poi ancora Mercadante che avanza palla al piede. Viene tirato dalla maglia vistosamente. Vola forse anche il cartellino? Esatto, vola il cartellino giallo ai danni del numero 4 Picone. Sarà punizione per l'Athletic. Sul punto di battuta va il numero 4 Giordano Mereu. Punizione sicuramente interessante, conquistata dal numero 2 Mauro Mercadante. Punizione battuta, a cercare la svettata di testa e poi errore da parte di Alario che non riesce a trattenere il pallone, palla che entra dentro e si trasforma nel 2-0 per l'Athletic che raddoppia il vantaggio. (2-0) dunque al velodromo Paolo Borsellino di Palermo, errore nella trattenuta da parte di Alario, però chiaramente anche un ottimo tiro da parte del numero 4 Giordano Mereu, che con la sua potenza è riuscito a fare sfuggire il pallone dalle mani di Alario, trasformando l'azione nel gol del 2-0. Nel frattempo si scalda praticamente tutta la panchina dell'Athletic. Pallone interessante recuperato, poi cercato il tiro, stavolta però non è andata bene ai nero-rosa che non riescono ad inquadrare lo specchio della porta. Messa battuta corta, va subito in pressione. Bella via, palla che esce fuori. Rimessa laterale battuta, va in pressione asfissiante l'Athletic che lascia veramente poco tempo per riflettere al Carini che deve subito praticamente passarle tutte di prima. Poi pallone che esce fuori, ultimo tocco però stavolta di nero rosa, sarà rimessa laterale per il Carini. Va ad infastidire Mercadante insieme a Junco, poi ferma tutto il direttore di gara, punizione per l'Athletic sul punto di battuta De Simone. Che batte all'indietro verso Messina e poi scarica verso Ferraro. Pallone a Falsetti che prova a cercare Parlavecchio. Pallone che esce fuori. Ultimo tocco Athletic, sarà rimessa per il Carini. Pallone recuperato dall'Athletic che lancia lungo a cercare in profondità Junco. Pallone che resta dalle parti della bandierina, nella corsia di sinistra, palla che poi esce fuori. Ultimo tocco però del Carini, sarà rimessa laterale Athletic. Rimessa battuta, pallone interessante in aria per De Simone, che non riesce però a trovare spazio, scarica verso Mercadante che cerca il tiro e poi interviene in maniera pronta Alario che manda in calcio d'angolo. Corner per l'Athletic.
Corner battuto e poi pallone che entra dentro. Ed è 3-0 al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. (3-0) al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Ad unirsi al filotto di gol il numero 5 Marco Messina. Lancio lungo da parte del Carini, intercettato di testa da Ferraro. Palla tra i piedi di Mereu, che cerca il filtrante, non lo trova però. Palla intercettata da Falsetti, che prova a far ripartire i suoi sulla corsia di sinistra. Possesso Carini, che prova a ritagliarsi qualche spazio. Pallone ora sulla corsia di destra. Avanza la squadra ospite. Pallone sventagliato in mezzo. Interviene prontamente la difesa dell'Athletic, ma attenzione, qualche esitazione di troppo. Palla che resta ancora lì. Grande rischio, e poi non cercato subito il tiro, ha cercato forse un compagno in mezzo. Riprende il gioco da una rimessa laterale per il Carini. Prova ad intercettare di testa Ferraro, pallone che esce fuori. Grande occasione poc'anzi per il Città di Carini, tra i piedi del numero 18 Roberto Giudice, che però ha scelto di mettere il pallone in mezzo alla ricerca di qualche compagno forse meglio posizionato. Nessun compagno però era presente ad accogliere il suo pallone, forse in questo caso avrebbe dovuto essere un po' più egoista e puntare dritto alla porta. Riprende il gioco nel frattempo. Impressione il Carini. Nel frattempo lancio lungo intercettato da Caminita, che riesce a tenere il pallone dentro. Ancora Caminita che mette il pallone in mezzo, poi legge bene la difesa del Carini che allontana in rimessa laterale. Rimessa laterale battuta, palla che rimane nella zona della bandierina, che poi supera la linea di fondo, ultimo tocco Athletic, sarà rimessa. Va in pressione Bellavia, poi lancio lungo, prova ad infastidire anche Parlavecchio. Avanza palla al piede del Carini. Altro pallone interessante, stavolta però proverbiale l'intervento di Consolo. Altra palla interessante tra i piedi di Giudice. Palla tra i piedi di De Simone, che scarica pericolosamente dalle parti di Messina, che però riesce a gestire bene il pallone. Va Mereu in pressione per provare a recuperare palla. Avanza il Carini con un altro tentativo di affondo. Pallone che rimane in gioco. E palla sventagliata in mezzo, poi allontanata di testa. Altro pallone interessante sulla corsia di destra per il Carini. Altra palla sventagliata in mezzo. Ma ancora una volta Ferraro si fa trovare presente. Rimessa laterale Athletic.
pallone interessante, muro però di maglia nero-rosa che ostruiscono il passaggio del Carini, costretto appunto ai lanci lunghi per provare a sorprendere le linee difensive nero-rosa, che però si fanno trovare molto attente, che adesso provano a lanciare la squadra per ripartire. Palla tra i piedi di Mereu che scambia con Parlavecchio, avanza ancora palla al piede Parlavecchio, poi Bellavia che cerca il tiro, interviene però Alario senza troppi problemi. Rinvio lungo, intercettato da Mereu, palla tra i piedi di Parlavecchio che prova a controllare il pallone, guadagna però una punizione. Punizione per l'Athletic. Sul punto di battuta il numero 6 Ferraro. Punizione battuta, che forse ha provato a cercare direttamente la porta, conclusione però troppo alta, sarà rimessa. Nel frattempo si preparano i primi 2 cambi per l'Athletic, i primi 3 cambi per l'Athletic. Ad entrare sono in ordine di numero il numero 15 Marco Bertucci, il numero 16 Giulio Parlavecchio e il numero 17 Giuseppe Comella. Gioco che riprende da una rimessa dal fondo. Prova a bucare in qualche modo le difese del Carini l'Athletic. Palla scaricata sul Mercadante che poi si affida a Junco. Ancora Junco che prova a farsi strada, ci riesce e scarica verso Comella. Cercato il tiro, è trovato! Uno splendido gol da parte del numero 2 Mauro Mercadante che fa il 4-0. Si riprende dunque al velodromo Paolo Borsellino di Palermo con il risultato di 4-0. A segnare l'ultimo gol il numero 2 Mauro Mercadante, un tiro molto potente dalla distanza, fuori area, che però ha colto di sorpresa Francesco Alario, regalando all'Athletic il gol del 4-0. Subito prova a rispondere il Carini. Nel frattempo superato il 50° minuto di gioco al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Mancano poco meno degli ultimi 20 minuti, più chiaramente potenziale recupero prima del triplice fischio.
Vola anche un cartellino giallo. Nel frattempo arriva un altro cambio per il Carini, ad entrare il numero 16 Orazio Di Lorenzo. Va Bertucci sul punto di battuta. Punizione battuta potente, pallone che finisce direttamente in aria. Pallone interessante, cercato il tiro anche da Giulio Parlavecchio, poi pallone che entra dentro ed è gol. Segnato il gol del 5-0, il numero 7 Jacopo Pio Junco. Nel frattempo si preparano altri 2 cambi per l'Athletic, anzi no, anche stavolta 3 cambi. Entrano il numero 13 Biundo Michele, il numero 18 Iraci Salvatore e il numero 20 Giovanni Mangano. Si riparte dunque con il risultato di 5-0 al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Avanza palla al piede del Carini, che prova a cambiare tutto sulla corsia di sinistra. Ottimo intervento difensivo da parte di Biundo, che serve Parlavecchio. La impressione Mereu, ci mette il corpo Iraci. Non è lungo, ci arriva prima Bertucci, che scatta sulla corsia di destra, poi pallone che impatta praticamente sul tacco di Parlavecchio. Occasione per il Carini e poi direttore di gara che indica il dischetto. Qualche protesta. Ma indipendentemente da ciò, decisione da parte del direttore di gara presa. Indicato il dischetto. Si prepara Consolo. Sul punto di battuta numero 25 Alessandro Raimondi per il Carini. Battuto il calcio di rigore che spiazza Consolo, che rimane invece fermo pensando a una soluzione centrale. Risultato che al velodromo Paolo Borsellino va sul 5-1. Si riprende dunque, come detto, dal risultato di 5-1 al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Scatta Parlavecchio. Pallone sulla corsia di sinistra. Intercetta Liga, che avanza palla al piede. Pallone interessante. Va a recuperare il pallone Alario, che batte corto, va in pressione Caminita, prova come un ladro a strappare via il pallone. Lancio lungo, ci arriva prima Bertucci, che recupera il pallone e poi scarica sui compagni. Tutto regolare secondo il direttore di gara, recupera la palla il Carini, che adesso avanza.
lancio lungo che però non trova lo specchio della porta. Palla che supera la linea di fondo, sarà rimessa. Rimessa battuta, palla tra i piedi di Comella, recupera il Carini nella zona della bandierina, palla cercato di sventagliare in mezzo, palla che resta ancora lì, allontana Ferraro, palla che torna però in possesso del Carini che prova a farsi strada, ferma tutto il direttore di gara. Punizione battuta, buona chiusura difensiva però, pallone che resta ancora lì, grande occasione, poi mancata la conclusione al volo. Si ripartirà dal corner per il Carini che ha ancora voglia di giocare, ancora voglia di dimostrare il proprio valore nonostante un risultato abbastanza schiacciante. È ammirevole il fatto che i ragazzi comunque vogliano continuare a dare il tutto per tutto fino al triplice fischio. Corner battuto, pallone smanacciato ma palla che resta ancora lì, allontana Bertucci in qualche modo, prova a rimettere il Carini il pallone in gioco ma il muro nero-rosa si alza. Lancia lungo Iraci, poi atterrato numero 11 Caminita. Punizione battuta velocemente, palla tra i piedi di Iraci, trattenuto per la maglia, fischia ancora una volta il direttore di gara. Va sul punto di battuta Mereu. Due uomini in barriera. Posizione battuta a cercare direttamente la porta. Smanaccia Lario, palla che rimane ancora in gioco. È allontanata in qualche modo dal Carini. Messa laterale, va a recuperare Bertucci che poi affida il pallone al compagno, al numero 13 Biondo. Cambio di messa per il direttore di gara. Nel frattempo ci si avvicina al 60° minuto, ergo mancano poco più di 10 minuti, più chiaramente i minuti di recupero prima del triplice fischio. Attualmente è risultato sul 5-1 in favore dell'Athletic al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. L'Athletic che però continua a spingere, che prova a recuperare il pallone, ci riesce, Caminita prova a farsi spazio, vengono in soccorso i compagni, poi ferma tutto il direttore di gara, punizione. Va sul punto di battuta Bertucci. Altra punizione potente, dritta in porta. Stavolta Alario accoglie il pallone. Pallone interessante per l'Athletic che rimane ancora lì, poi ferma tutto il direttore di gara. Braccio largo, punizione già battuta per il Carini che approfitta delle piccole proteste da parte della squadra di casa per provarla a prendere di sorpresa. Palla che esce fuori.
Rimessa laterale battuta dal Carini. Sarà corner per il Carini. Corner battuto, pallone spizzato di testa nuovamente in calcio d'angolo. Altro corner battuto, pallone che resta lì, poi allontanato da Ferraro. Palla ancora in possesso del Carini che prova a farsi strada e si guadagna una punizione, trattenuta un po' troppo vistosa da parte dei Nero Rosa secondo il direttore di gara. Sarà dunque punizione. Vola anche un giallo, forse per proteste. Due uomini in barriera per l'Athletic. Punizione battuta, palla allontanata, poi definitivamente messa fuori l'aria. Provata a ripartire l'Athletic che adesso in stormo va sopra il pallone. Palla interessante, esce Alario e salva tutto, ci mette la testa Bertucci che prova a rimettere in gioco il pallone, ancora una volta di testa Bertucci. Palla scaricata verso il numero 17 Comella, poi pallone interessante agganciato da Mereu che si gira per vedere se ci sono compagni a aiutarlo. Palla ancora in possesso dell'Athletic. Lotta e riesce a recuperare nuovamente il pallone il numero 18 Iraci. Palla ancora in possesso dell'Athletic che prova a farsi strada nell'area del Carini, cercato il tiro che va a sbattere sul muro difensivo della squadra ospite che adesso può provare a ripartire. Avanza palla al piede del Carini. Buona chiusura difensiva da parte dell'Athletic, in particolare del numero 16 Giulio Parlavecchio. Chiedo scusa, del numero 13 Michele Biondo, che si guadagna anche la rimessa laterale. Altra rimessa laterale per l'Athletic, ferma tutto il direttore di gara. Cambio rimessa. (65esimo minuto di gioco), nel frattempo mancano 5 minuti più recupero al triplice fischio. 5-1 sempre il risultato al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Prova a farsi strada nel frattempo il Carini, intercetta il pallone, Bertucci che allontana, lancia lungo, prova a lanciare lungo per i compagni, lotta sul pallone, Caminita riesce a recuperarlo come un giocoliere, però poi sbaglia nell'ultimo passaggio, pallone recuperato dal Carini, ci mette il fisico Ferraro e poi recupera definitivamente Mereu che prova a ripartire, prova a guardare in avanti verso i compagni, poi scarica sulla corsia di sinistra, pallone poi che va a sbattere su una delle maglie del Carini che riesce a recuperare il pallone, ma in pressione molto molto alta l'Athletic che vuole dare il tutto per tutto in questi ultimi minuti. Avanza palla al piede dell'Athletic, pallone messo in mezzo, ultimo tocco del Carini che però riesce a tenere il pallone in gioco e non regalare il calcio d'angolo agli avversari. Regala però poi poco dopo una punizione.
Punizione per l'Athletic. Punizione battuta, palla che però esce fuori, rimessa al fondo. Lancio lungo intercettato dall'Athletic. Riesce a recuperare Mangano che prova a scattare sulla corsia di sinistra, palla che però si allunga troppo ed esce fuori. Rimessa laterale battuta. Palla che rimane nella zona della bandierina, riesce a recuperare palla il Carini che prova a ripartire. Pallone che però va a sbattere su una maglia nero-rosa, favorendo gli avversari per il recupero. Inciampa nel frattempo il numero 13 Biondo, però ci mette subito una pezza l'Athletic che riesce a recuperare il pallone. Palla tra i piedi di Iraci che scarica proprio su Biondo, che adesso ci mette il fisico e prova a farsi strada. Pallone interessante che resta ancora lì, tutto regolare secondo il direttore di gara, prova a farsi strada il numero 16 nero-rosa e poi pallone allontanato dalla difesa del Carini che adesso prova a ripartire. Palla troppo lunga, riesce ad intercettare Ferraro che poi scarica su Iraci e si prende il suo tempo per puntare. Poi palla in gioco secondo il direttore di gara, da questa prospettiva sembrava fuori, però ancora possesso Athletic. Prova il sombrero Iraci, poi pallone che esce fuori. Rimessa laterale Athletic, pallone dato a Bertucci che poi decide di tornare indietro da Consolo. Lancio lungo. Avanza l'Athletic sulla corsia di sinistra per poi provare ad accentrarsi con Mangano. Pallone che esce fuori. Ci avviciniamo ai minuti di recupero, 69esimo inoltrato. Rimessa laterale per l'Athletic. Intercetta il pallone Caminita. Prova un altro assalto il Carini sulla corsia di destra, pallone però impreciso. 2 minuti di recupero sembrano essere stati dati dal direttore di gara. Si giocherà dunque fino al 72esimo minuto di gioco. Rimessa laterale battuta, pallone recuperato dal Carini che prova l'affondo, lotta sul pallone Giudice sulla corsia di sinistra, ci mette il corpo però Biondo e poi recupera Mereu, palla strappata però nuovamente dal Carini che adesso con il pallone tra i piedi del numero 11 prova a farsi strada. Bertucci però riesce a recuperare il pallone e scarica su Iraci, ancora Bertucci che ci mette il fisico, poi torna indietro e palla lanciata lunga, intercettata però dal Carini che prova un altro affondo. Cercato il tiro da parte del numero 25 Raimondi, pallone interessante, poi ferma tutto il direttore di gara. Fuori gioco. Si chiude anche il primo minuto di recupero, è già inoltrato il secondo. Si prepara al rinvio lungo, cosa che accade. Consolo, poi ultima occasione, allontana Alario uscendo dall'area.
Ultimo forse tentativo possibile d'assalto da parte dell'Athletic. L'arbitro mette il fischietto alla bocca, però se lo toglie subito e lascia giocare. Palla a Bertucci che torna indietro da Consolo. Palla ora tra i piedi di Mereu. Controlla il cronometro il direttore di gara, ormai mancano una manciata di secondi. È probabile che alla conclusione di questa azione arrivi il triplice fischio. Tenta lo scatto il Carini sulla corsia di destra. Arriva Bertucci in copertura, poi ferma tutto il direttore di gara. Fuori gioco. Rinvio lungo, pallone interessante, ultima occasione che si presenta per l'Athletic e arriva il gol del 6-1 che decreta il triplice fischio da parte del direttore di gara. 6-1 il risultato al velodromo Paolo Borsellino di Palermo, una prestazione più che solida. Il migliore dei modi per concludere il campionato per l'Under 14 dell'Athletic Club Palermo, indipendentemente da quale sarà il risultato sul campo dell'Academy Corona. Complimenti a questi ragazzi che hanno disputato una splendida stagione.